Lockett attacca Hall, la riapertura, ancora Atkins da 3 punti, l'errore del pivot trentino. Lockett è il più lesto a rimbalzo e poi va a realizzare un canestro importante. 4 partite giocate negli ultimi 8 giorni, il pallone per Forrai, alza la parabola, è morbido il floater di Toto Forrai. E primi 3 punti nella sua partita quando ci stiamo avvicinando all'ultimo minuto del primo periodo. Forrai ancora contro Baldasso, stesso movimento, il tiro sbagliato da parte dell'esterno americano. Visto tante maglie nel nostro campionato, Hall invece ha vestito per ora solo quella di Milano. Da 5 dall'altra, la ricezione proprio nelle mani di Udom che prova ad attaccare Billy Baron, appoggia al tabellone e va a realizzare il più 5. Grajulis per Forrai, poi il pallone per Lockett contro Baron, la riapertura per Forrai da 3 punti. Toto Forrai a segno 26. Tonut che prova a correre, lascia sul posto il diretto avversario, poi va da Baron, movimento Djordjevic per ricevere in angolo, poi Davis, gran lettura per Niccolò Melli. 11 punti realizzati nel primo tempo, questa la schiacciatissima di Melli che ha segnato tutto campo. Prima il blocco di Melli, c'è spazio anche per sfruttare quello di Davis, alla fine però la palla va a Niccolò Melli che attacca sul fondo Mattia Udom e adesso questo bel movimento in reverse contro Mattia Udom. 7 per Milano, accetta il cambio con Hall, alla fine le va anche bene. Flaccadori contro Tonut, il tiro allo scadere dei 24 di Diego Flaccadori. Milano con Mitrulong in questo caso su Drew Crawford, riapre per Grajulis da 3 punti. Già con quella tripla del 7-0 con cui era iniziata la gara. Voigtman dall'arco da 3 a segno. Adesso Milano sta iniziando a segnare anche dall'arco dei 3 punti. Milano deve riaccoppiarsi adesso in modo corretto. Voigtman è rimasto sul parquet praticamente in tutti questi 8 minuti. Atkins da 3 punti a segno. Darion Atkins con spazio, non prende il tiro, va da Melli contro Flaccadori, c'è pronto il raddoppio di Atkins, ecco l'uovo Cabarro con la ricezione frontale da 3. -1 il recupero dell'Olimpia, granello dopo granello. 17 per lui con 2 su 4 da 2, 2 su 3 da 3. Adesso il secondo tiro libero, lo sbaglia appositamente per far passare il tempo, prende a rimbalzo Davis, finisce qui il match, esplode la gioia.